Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Tra due sguardi senza voce, cammino piano senza parlare, una casa che sembra un mare, dove posso anche affogare, due promesse senza pace, mi trascinano nel vuoto, io volevo solo amore, non silenzi bui e pesanti, tra due fuochi io sto, e urlo solo dentro me. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il domani che ancora non è futuro. Sopra un foglio scrivo pace, ma la pioggia lo cancella. Fra due fronti senza nome, cerco luce non catene. Non chiedetemi perché, voglio solo vivere. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il respiro che cerca solo amore. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il domani che ancora non è futuro. Ogni bambino è una stella che chiede solo calore. Difendiamoci dal buio, siamo il vostro splendore. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il respiro che cerca solo amore. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il respiro che cerca solo amore. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il domani che ancora non è futuro. Le vicende che si stanno consumando nel corso delle ultime ore hanno un riflesso importante sulla nostra economia, sulla nostra politica, soprattutto sulla realpolitik di ogni giorno, perché poi è quella che si riverbera sulle famiglie e sulle nostre imprese, e quindi queste vicende hanno bisogno di un approfondimento importante che viene rimesso alle valutazioni e soprattutto all'attenzione dei nostri ascoltatori. Ma andiamo per gradi. La prima vicenda assolutamente utile, importante da definire e sulla quale c'è poco da dire, riguarda la pace
o perlomeno questo grande armistizio che è stato siglato questa notte tra gli Stati Uniti e l'Iran, per ripristinare quella che è la tranquillità, quella che è la normalità all'interno del Golfo Persico e soprattutto all'interno di quello che è lo stretto di Hormuz, dove transita, è bene ricordarlo e ribadirlo, oltre il 20% di tutta l'esportazione e l'importazione mondiale del greggio. Il costo del greggio non è il costo in sé di chi dice sostanzialmente posso avere un costo maggiore o inferiore alla pompa di benzina, ma il costo del greggio necessariamente incide in modo quasi automatico su quello che è il costo del gas, e sul gas c'è poco da dire. Le aziende produttrici in tutto il mondo utilizzano necessariamente il gas anche per la produzione elettrica. Da questo ne discende che tutto quello che avviene all'interno dello stretto di Hormuz paradossalmente riguarda anche l'ultima delle nostre imprese in Lombardia come in Sicilia, perché le nostre imprese hanno bisogno di approvvigionamenti di carattere energetico, non avendo noi la disponibilità dell'energia atomica come avviene infatti in Francia. Lo ricordiamo spesso, è il caso di ricordarlo anche in queste ore. Pensiamo un po' che sulla scorta delle circa 120 centrali atomiche, anzi dei reattori presenti all'interno dell'Unione Europea in questo momento attivi, circa 60 sono nella disponibilità della Francia, e se questi reattori però sono all'esterno del nostro perimetro peninsulare e quindi potenzialmente costituiscono anche una fonte di criticità, una fonte di problematicità, pur essendo di ultima generazione, se c'è chi li può utilizzare per la propria industria pesante, pensiamo ad esempio all'automotive, e chi come noi è costretto a ricorrere esclusivamente alle energie fossili o in alternativa, per quello che si stanno sviluppando le energie alternative che possono riguardare il solare oppure l'eolico, è chiaro che questa continua a essere una Europa con due velocità diverse e assolutamente inconciliabili, intollerabili l'una con l'altra. Ecco perché forse la questione relativa alla pace che è stata siglata nella notte scorsa tra gli Stati Uniti e l'Iran può riguardare poco magari gli altri paesi europei, e tra questi soprattutto la Francia. Riguarda invece questa vicenda direttamente le sorti delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Quindi ben venga questa pace che è stata siglata. Adesso si capirà nel corso dei prossimi 60 giorni quelli che saranno poi i modelli di declinazione, i modelli attuativi di questa pace, che passano necessariamente per quelle che sono delle divulgazioni che allo stato attuale non ci sono state, perché abbiamo soltanto delle pillole di questo accordo, ma di massima si sta comprendendo, si sta delineando l'accordo come si è andato a comporre. In primis l'accordo prevede una smilitarizzazione di quella che è la capacità offensiva dell'Iran relativamente al nucleare, quindi la coltivazione di quello che è l'uranio e l'utilizzo dell'uranio a fini di alimentazione di difese, o possiamo definirle attacchi di carattere nucleare, è un punto assolutamente essenziale di questo accordo. L'Iran chiede una compensazione rispetto a quella che in realtà era una sorta di mission che fino a questo momento sembrava che fosse assolutamente ineludibile, ossia una sorta di imposizione di dazi, ma dazi sicuramente sostenibili dalle imprese petrolifere che transitano all'interno di Hormuz. Un conto è dire nessuna nave può transitare su Hormuz se non quelle vicine al regime islamico di Teheran, un conto è dire tutte le navi al mondo che transitano lì con le imprese petrolifere è giusto che contribuiscano in qualche modo a quelli che sono gli interessi dell'economia di Teheran. E se vi è qualcuno che controlla lo stretto di Gibilterra, questo avviene allo stesso modo. Se c'è qualcuno che controlla lo stretto di Suez, il canale di Suez,
questo avviene sotto il punto di vista dell'economia internazionale, quindi è inutile portare avanti approcci scandalistici perché stiamo parlando di realpolitik. Ecco, mentre il resto dell'Europa e soprattutto buona parte del nostro paese stanno gioendo in queste ore, stanno plaudendo a queste ore a quello che è avvenuto, ancora una volta la sinistra del nostro paese, il 5 Stelle, dicono no, ma in realtà tutto questo è avvenuto, se è avvenuto, perché si mette in discussione anche il fatto storico, non grazie al nostro paese, e comunque sia non avrà ricadute su quella che è la nostra economia. L'ennesima eresia da parte della sinistra e del 5 Stelle. Allora, innanzitutto bisogna applaudire quando c'è qualche cosa che riguarda lo sviluppo della nostra economia. Può provenire da sinistra, destra, centro, ma certo il nostro paese ha contribuito con una postura sempre identitaria anche all'interno del conflitto tra USA, tra gli Stati Uniti e Teheran, a portare avanti quello che è un modello di pace. Ecco perché non abbiamo certo plaudito come governo quando ci sono stati gli attacchi in Siria, quando ci sono stati gli attacchi direttamente in Iran, perché sapevamo e avevamo la certezza che fosse necessario trovare un accordo diplomatico. Non si può cercare di definire un conflitto tra l'Occidente e l'Iran, quindi un paese che ha 94 milioni di abitanti, più probabilmente 3 volte tanto di questi abitanti in giro per il mondo, utilizzando semplicemente le armi. Le armi sono un deterrente, se noles bellum parabellum, le armi servono a mettersi attorno a un tavolo, ma la diplomazia sembra effettivamente aver trionfato. E all'interno di questa diplomazia internazionale anche il nostro paese ha avuto il suo ruolo, ha fatto la sua parte, inducendo in qualche modo, con una moral suasion importante, gli stessi Stati Uniti a cercare il tavolo della pace ad ogni costo e a evitare di assecondare quelle che sono delle misure e soprattutto quelle che sono delle mire essenzialmente, esclusivamente bellicistiche portate avanti purtroppo spesso anche da parte di Netanyahu. Il fatto che Netanyahu non sia assolutamente d'accordo su questa pace e la dice lunga come cartina al tornasole in ordine a quello che è il giusto equilibrio che si sia trovato. Non si può strafare, non si può cercare di annientare completamente l'avversario. Non siamo d'accordo su quello che è l'approccio che il mondo islamico spesso ha portato avanti in giro per il mondo e siamo qui per sanzionare quel tipo di approccio, ma cercare di cancellare completamente il mondo economico, aziendale, possiamo dire anche che ruota attorno a Teheran, che è cosa diversa rispetto agli Hezbollah, che è cosa diversa rispetto all'estremismo islamico, significa creare le premesse e le condizioni perché quel conflitto sia un conflitto di carattere endemico e soprattutto sia un conflitto permanente che nessuno degli stati occidentali può permettersi per preservare non soltanto la propria economia, ma per preservare anche probabilmente l'incolumità dei propri consociati. Allora, ben venga questo accordo, adesso vedremo nei prossimi 60 giorni come sarà declinato sotto il punto di vista materiale, sotto il punto di vista della esecuzione di questi accordi, ma certo è inammissibile, inconcepibile che ancora una volta sinistra e 5 Stelle non plaudino all'Occidente, non plaudino anche al nostro governo per aver permesso di metterci una pagliuzza in più, mettiamola così, uno stuzzicadenti in più, ma certo qualche cosa in più per sostenere questo castello di pace del quale possiamo giovarci all'interno delle nostre famiglie, all'interno delle nostre imprese, perché la caduta del prezzo del greggio che oggi è su tutti i borsini mondiali è una caduta che avrà sicuramente degli effetti positivi all'interno della bolletta energetica, all'interno di quello che è il bilancio di famiglie e imprese del nostro paese. Il secondo argomento importante è quello relativo a degli sfondoni, così li possiamo definire, a delle follie che abbiamo potuto ascoltare in questo weekend portate avanti da parte di chi ha scelto, dopo di essere stato eletto all'interno della Lega, aver potuto utilizzare quello che è il quorum della Lega per andare a Strasburgo e Bruxelles, fondando addirittura
un nuovo partito, utilizzando però quelli che sono stati i quorum elettorali che la Lega ha messo a disposizione dell'eurodeputato. Evito naturalmente di fare pubblicità gratuita, perché fare pubblicità gratuita, proprio perché è gratuita, la pubblicità normalmente dovrebbe essere pagata e quindi come tale non può essere una pubblicità fatta numero uno. E però non parlare completamente di questi argomenti significherebbe in qualche modo forse esaltarli. Allora alle cose va dato il giusto nome, dando anche la giusta, in questo caso scarsissima considerazione rispetto a due argomentazioni che oserei definire folli. La dicono lunga in ordine all'assenza di un vero programma di governo, un vero programma soprattutto di crescita, che dovrebbe invece essere portato avanti anche dalle neoformazioni che in questo momento, o a livello legittimo o a livello illegittimo, si trovano in Parlamento, peraltro prendendo parlamentari che sono stati eletti grazie ai quorum sempre della Lega o grazie ai quorum di altri partiti del centrodestra. Mi riferisco a quelle che spero siano due buttate, perché se in realtà fossero vere sarebbero assolutamente scioccanti e la direbbero lunga in ordine a quella che è un'assenza di serietà in un programma di governo. Si è fatto riferimento infatti all'interno della kermesse dell'eurodeputato del fine settimana a Roma alla possibilità che anziché portare avanti il reddito di cittadinanza, che comunque non ha senso, che è stato cancellato perché il centrodestra ha dimostrato come si possa e si debba lavorare in questo paese, laddove ci sono le opportunità, le possibilità di farlo, se ci sono delle menomazioni di carattere fisico o se c'è l'impossibilità assoluta, sono stati costruiti ad hoc degli ammortizzatori sociali che permettono comunque in qualche modo un sostegno da parte dello Stato, da parte degli enti locali rispetto a situazioni di disagio. Quindi d'accordissimo, ma l'abbiamo già fatto noi, quindi non è che bisogna riportare avanti quello che è già stato consumato, il profilo della cancellazione del reddito di cittadinanza. Però ci si dice no, sostituiamo il reddito di cittadinanza con il reddito di produzione sostanzialmente dei figli all'interno delle nostre famiglie. Quindi lasciamo le donne a casa, questa è l'ipotesi che speriamo non debba poi tradursi in un provvedimento legislativo, perché sarebbe questo sì un provvedimento di carattere non medio orientale, ma assolutamente ultra orientale. Lasciamole a casa e diamo loro un reddito in modo tale che siano in grado di produrre figli. Ma una visione di questo tipo non è che è ancestrale, non è che è pre-repubblicana, è una visione, possiamo definirla preistorica, anche in ordine a quello che è il concetto della valorizzazione della donna all'interno delle nostre istituzioni. E allora quando poi si dice come seconda proposta eliminiamo il reato di femminicidio perché dobbiamo parlare soltanto di omicidio, e non ci si rende conto del fatto che comunque sia il 90% delle vicende endofamiliari che si traducono in tragedia o parafamiliari per quanto riguarda rapporti di convivenza o di fidanzamento, laddove si traducono in omicidi, nel 90% dei casi, per non dire nel 95% dei casi, riguardano un uomo che sopprime, che cancella con la propria mano la vita di una donna. Quindi il legislatore, quindi il centrodestra, bene hanno fatto a sottolineare come non soltanto la donna abbia bisogno di una tutela differenziata, questo lo dice anche l'articolo 3 della Costituzione, soprattutto nella seconda parte, ove il padre costituente ha evidenziato come situazioni differenti vanno trattate in modo differente per far recuperare al soggetto, al consociato che vive all'interno del nostro paese, un profilo di equilibrio e di vera uguaglianza davanti allo Stato, davanti alla giustizia, davanti alle istituzioni. Quindi quando è stato introdotto il reato di femminicidio, non è che sia introdotto il reato per la tutela di un marziano oppure di un lilipuziano, no, si è introdotto questo reato per sottolineare due cose importanti: come la donna avesse bisogno di una maggiore tutela rispetto a delle violenze che purtroppo nel nostro paese ancora esistono di carattere fisico e peggio ancora anche di carattere psicologico, esercitate da chi non ha probabilmente
la conoscenza piena dell'evoluzione e della cultura dell'Occidente, perché stiamo parlando dell'Occidente rispetto invece a delle situazioni che ancora sono retrogradi all'interno del mondo orientale. Ebbene, chi non si rende conto di questo soprattutto non ha a che fare con quella che è la realtà del quotidiano. E poi introdurre, come è stato fatto il reato di femminicidio, serve anche a ribadire a quelli che vogliono fare i maschietti in senso improprio che guardate che lo Stato ha una alta vigilanza sul vostro modo di fare, sul vostro modo di essere, di interpretare il ruolo del finto macismo. Essere uomini significa assumersi delle responsabilità superiori rispetto ad altri, un po' come il padre di famiglia. Il pater familias ha degli obblighi maggiori, superiori rispetto ai figli, e così all'interno di un rapporto normale di coppia, ecco, se l'uomo vuole fare l'uomo, deve sapere che non serve portare avanti quella che è la violenza fisica e psicologica, arrivando addirittura a portare avanti il diritto ad uccidere, perché non può essere un diritto, deve essere un dovere il rispetto dell'altrui vita. E quando si cerca soltanto per fare notizia, si cerca di cancellare quella che è una conquista del nostro paese, quella che è una conquista delle nostre coscienze collettive e anche normative, si cerca di riportare il nostro paese indietro, e questo non lo possiamo permettere a chi che sia. Ultima questione è quella che riguarda quello che sarà il refrain al quale dovremo assistere per i prossimi 12 mesi prima della prossima campagna elettorale per le politiche, refrain che riguarda l'introduzione o meno da parte di un pezzo importante del PD, quello che si definisce socialista progressista, della patrimoniale. Ora, al di là del fatto che abbiamo sentito l'ennesima corbelleria mondiale da parte della Schlein nel corso degli ultimi giorni, dire no, ma io, quando si è resa conto che la patrimoniale poteva essere un elemento dirompente all'interno del quadro del cosiddetto campo largo, io lo definisco più propriamente un campeggio allargato, sì, perché al campeggio allargato ognuno si alza a che ora vuole, quando vuole, va in bagno quando vuole, pasteggia quando vuole, sporca di rifiuti il campeggio quanto vuole, e quello è il campeggio allargato, no? Altro che campo largo. Ebbene, quando si è resa conto la Schlein che poteva mandare in frantumi il campo largo con questa ennesima folle proposta, a quel punto ha detto no, ma questa patrimoniale allora non la facciamo italiana, la facciamo europea, virgola, come dire, non la rendiamo assolutamente visibile in questa fase, diremo che ce l'ha imposta l'Europa in un secondo momento, ma facciamo il possibile perché von der Leyen da una parte e la Lagarde dall'altra, dal suo pulpito della Banca Europea, dicano no, ma è necessaria per far quadrare quelli che sono i conti del nostro paese. Beh, non funziona così, perché fino a prova contraria gli italiani verranno chiamati a discutere e decidere nella prossima campagna elettorale su quelle che sono le norme che si applicano all'interno del nostro paese, e non le norme che si applicano in Belgio, in Lussemburgo, in Francia o in altre parti dell'Unione Europea dei 27, indipendentemente poi dell'ingresso o meno dell'Ucraina all'interno dei 27, su cui insomma c'è ancora molto da dire e molto da riflettere. Bene, per tornare al tema che ci occupa, non si può buttare il pallone in tribuna per dire no, va bene, ma in realtà parliamo di patrimoniale all'interno del PD in modo tale che così, se si dovesse andare alle primarie rispetto a Conte, si riesce a mobilitare la base ultraconservatrice, pseudo-progressista e di socialismo reale all'interno del PD per portarla a votare la Schlein. Poi subito dopo le primarie eventualmente possiamo dire che ci rimettiamo all'Europa per la valutazione di quella che deve essere la tassazione ulteriore di chi ha lavorato all'interno di questo paese, perché è bene dircela fino in fondo, la patrimoniale che cos'è? È la seconda tassazione di ciò che già è stato tassato perlomeno una, se non due volte all'interno del nostro paese. Sì, perché immaginate chi oggi è titolare di un immobile, e il 67% degli italiani, secondo una statistica diffusa di recente anche
da Eurostat e non soltanto dall'Istat, risulta titolare di immobile. Beh, per costruire quell'immobile, per realizzarlo, ha pagato un mutuo, ha pagato l'impresa, ha pagato in realtà anche l'IVA sui materiali o l'IVA per quanto riguarda il progettista. Quindi, insomma, oltre a quella che è la tassa relativa all'acquisto poi dell'immobile, perché i trasferimenti immobiliari avvengono con la tassazione, già ha pagato perlomeno una serie di tributi indiretti senza rendersene conto da capogiro. Adesso dovrebbe pagare, perché poi bisognerebbe capire qual è il limite, la patrimoniale quant'è? 500.000 euro di limite, 1 milione di euro di limite, inserendovi non soltanto quelli che sono patrimoni immobiliari, ma anche quelli che sono i patrimoni immobiliari. Ebbene, dopo aver acquistato un immobile, gli italiani avrebbero quindi la certezza di dover pagare la tassa per la terza volta. Della serie, abbiamo fatto un contratto con lo Stato dove il socio principale della nostra società diviene lo Stato che è in grado anche di decidere della mia vita, come si faceva una volta all'impero romano, ius vitae mortis. E no, non funziona così, cara Schlein. Allora, dato che ancora una volta, un po' come per quanto riguarda la vecchia favola di Fedro ed Esopo dello scorpione, e vuoi pungere la ranocchia che ti porta dall'altra parte del fiume, e poi una volta che la vai a pungere la ranocchia ti dice: ma perché vuoi per forza pungermi così, rischiamo di morire insieme, e tu ancora una volta come scorpione dici: beh, ma tu lo sapevi che ero uno scorpione e quindi io sono nata per uccidere. E allora sarà anche un assassinio politico, ma noi non lo possiamo permettere, perché significherebbe ancora una volta esaltare coloro che portano avanti lo statalismo rispetto alla libera iniziativa economica privata e soprattutto rispetto a quello che è il sacrificio delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Buona settimana a tutti.